ovviamente so come votare in questo referendum. In un paese normale ci sarebbe la necessità di un voto simile. Se fossimo in un paese che garantisce che l'intervento dei privati in un tema così delicato come quello dell'acqua sia garantito da una serie di regole a tutela del consumatore. Sappiamo che in Italia questo non avviene. La cosa terribile è che proprio nel momento in cui abbiamo più bisogno di capitali per rimettere in piedi le nostre condutture, i nostri approvvigionamenti d'acqua, ci troviamo nella necessità di avvicinarci a questo voto in una situazione realmente drammatica. C'è bisogno di capitali, ma non ci sono le regole per garantire che questi capitali facciano il loro dovere in questa rete che è abbastanza al collasso. Io non credo che il problema sia quello del pubblico contro privato, credo che sia piuttosto il problema di acque talvolta ben garantite contro acque che sono garantite politicamente ma non garantite sul piano dell'utenza. Il rischio è che la parte malata del paese inquini la parte sana. E nella parte sana ci sono anche tanti piccoli consorzi privati che lavorano in modo efficientissimo, quindi ripeto, non è una battaglia teologica, è semplicemente un tentativo di proteggere il sano dal malato.